Bella raga, c'è tutto il commendatore veneziano. Allora, io ho letto e sentito che ci sono molti problemi con la carriera, noi andiamo pian pianino, dopo quando ci saranno gli aggiornamenti. Insomma, sarà tutto a posto anche se la carriera è già partita, quindi insomma, volevi giocare, sinceramente, fanculo. Ho messo la tecnologia in inglese, così da avere tutto in maniera più immersiva, però più bassa, così si sente di più il comandone. E se, se vado nel campionato spagnolo, metto spagnolo, pensavo di fare così per rendere tutto un po' più reale. Se vado in Svezia, mettiamo quella svedese. Ok, allora avete consigliato un paio di giocatori. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un po', così mettiamo anche un po' dei vostri consigli. Ok. Eccolo qua, Mason Greenwood. Ok. È una T, non è che ne avrei tanto bisogno. Cucurella, il grande Cucurella. Che non so sinceramente come sono su Fofa. Però non gioco con esterni, quindi no. Oh, beh, Odegaard ormai, insomma, dai. Lo prendevo ancora 3 anni fa, Odegaard. Però sono tutti ruoli che non mi servono. Luca Pellegrini, potrebbe essere un altro italiano. Però io in realtà, che è il terzino sinistro, vedete un attimo. È già la Juve, bene. Perché avrei bisogno. Vediamo un attimo cosa ho bisogno. Sì, sicuramente i terzini non sono devastanti. Che purtroppo Tierney è andato all'Arsenal. Vediamo. Eccolo qua. Ok. Infatti, immaginavo. Ok ragazzi, siamo contro il Manchester United, purtroppo ho provato a fare qualche acquisto di vari terzini, Dalot, Aurier, Malquit, ma purtroppo per ragioni diverse nessuno vuole venire. E abbiamo anche pochi soldi, ho paura che per il momento dobbiamo rimanere così. Vai. Partita importantissima. Perché non sento un cazzo? Okay. Non capivo. Vai che siamo in Premier League, signori. Prima in casa. Per i lupacchiotti. Per i lupi inglese. Vediamo cosa combiniamo. Dai ragazzi, vai, quasi magia Johnny. Dendonker, Moutinho, Neves. Vai Doherty. Doherty per Diogo Jota. Bravo. Attenzione, non ci credo nessuno dei nostri, peccato. Dai raga, dai. Attenzione Paolino Pog, Paolino Pog. No! Gol. Gol dello United. Martial punisce. Martial punisce.
Dai raga, purtroppo è un calendario che sicuramente non meraviglioso. Molti. Occhio. No, non può dargli il rigore. Pogba. Traverso di Pogba. Ma sulla ribattuta c'è il gol di Martiali, incredibile. Incredibile. 0-2. Pogba l'aveva sbagliata. Di rabbia, voglio una reazione di rabbia. Diogo Jota non meritiamo assolutamente il 2-0. E subito accorciamo le distanze. Accorciamo le distanze con quasi magia Johnny. 2-1. Ok. La metà classifica, voglio arrivare in Europa League. Ok. Manca un quarto d'ora. A che? È quasi magia Johnny. Moutinho. Ah, peccato. Dai, Jimenez, ma la recupera molto bene per Diogo Jota. Diogo! Fallo! Vai. Occhio. Bravo lui Patricio. Dai, magari all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. Siamo una squadra molto giovane. Ancora lui Patricio sta salvando la baracca. Patricio la sta salvando in maniera abbastanza incredibile. No! Ok, Cody. Moutinho. Vai Diogo. E Diogo si invola. Diogo si invola. Questo era fallo, Zaniolo! Zaniolo la sbaglia, incredibile. Non ci voglio credere. No. Vedo Rashford. Ci grazie Rashford. Tonali. Ancora un'occasione. Jimenez. Bravissimo Doherty. Involati Doherty. No, Dio la sconfitta a mio parere, sì. Sicuramente lo United avrà tante occasioni, però Zaniolo poteva regalarcela. Beh, lui Patricio si è salvato il culo parecchie volte però, Il calendario non facile però, che sport. Leicester prima, United seconda. Finisce qua 2-1, ma va bene così. Siamo nel post partita. Come giudichi il suo debutto? Vabbè. Il nostro morale è alto. Ok. Thank you for your time. Ok, siamo contro il Barley. E qua voglio i primi 3 punti, sempre in casa. Quali pretende i primi 3 punti? Hello and a warm welcome from the English West Midlands. We find ourselves at Molineux. Vai. Vogliamo i primi 3 punti, per il momento manteniamo questa squadra che voglio capire se tutti meritano la titolarità. Doherty.
Attenzione Diogo, subito Diogo, ci invola bene. Ah. Bravo Neves, parte bene però. Vai ragazzi, partiamo bene. Niente, siamo che sfortunati. Occhio. No! Lunga. Brava che vai Tonali, dai. C'è il sole sotto il nostro cielo. Vai Neves. Che figata, il gol del Manchester dai risultati, che figo! Lo United è in vantaggio. È quasi mai... Ah. Che non ci credo, al primo tiro segna il Barley. Che schifo gol del Barley al primo tiro. Putro. Non ho parole. Bravi. Che doccia fredda. Uno, due micidiale. 1, 2 micidiale. Sentite i fischi. Fischi assordanti. Ragazzi, abbiamo 45 minuti per ribaltarla, ma veramente è incredibile. 2 azioni hanno fatto questi. Il pubblico non mi sembra molto contento, ma ci vorrà tempo, dai. Se Giampaolo non è ancora stato esonerato, abbiamo speranze anche noi. Fuori gioco. Tanto c'è il gol del City. No, non ho capito che ha segnato, scusate. Look at that, Burnley certainly enjoying the lion's share of possession, really starting to dictate the tempo of this game now, and they're creating chances as well. I'm not sure their opponents seem to have the answer, to be honest. They can't seem to get a foothold in this game. And they continue to advance. Dai Patrick, vai di rabbia. Ma raffanculo però, no. Allora Zaniolo. Facciamo lì Zaniolo che lì è veloce, ci sta. Lo facciamo così. Incredibile. Dai. Lì. Madonna, mi stava regalando subito il gol. Dio madonna. Sincere apologies to Alan McInally because we had to cut him off just when he was in his flow. Non ho parole. Palace have scored in that game. And the 2 tiri hanno fatto questo. Actually Westwood on the ball. Westwood. Occhio. Dai, 60esimo, abbiamo ancora tempo. Bravo Patrick, vai Diogo. Sei solo. No!
Mocari. Diogo. Diogo! Dai, dai, dai. Dai che voglio lo stadio gridare, cazzo. Voglio una cazzo di Volgia. Non fermiamoci adesso, però per piacere. Fuori, 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 dai. Ma porco zio, no. Ma no, che offline sti problemi, capisco online, ma dai. Dai, sentite. Lo stadio ci crede. Lo stadio ci crede. Doherty. Doherty, rigore, rigore. No, no, scandaloso. VAR, cazzo. VAR. Vergognoso, lo stadio veramente sta protestando. Pungilione. Pungilione, zio cane, Pungilione. A che? A che di cuore. Mia, mia, mia. Moutinho. Patrick. E ancora niente. E ancora niente. Vergogna. Jota. Diogo Jota. Tira. E c'è il gol. E c'è il gol. E c'è il gol di Moutinho. Da 2-0, 2-2. E proviamo l'ultimo cambio. Scutrone stanco, mettiamo Gimenez. Ma la stiamo pareggiando, se vuoi ribaltarla, cazzo. L'ho detto io, 45 minuti per ribaltarla. Per piacere, stiamo attenti. È merito che dello stadio. Tonali. Moutinho. Patrick. Dai Patrick. Dai ragazzi. Dai Lupi. Dai Wolverhampton. Dai. Lì. Dai Bruce. 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 Cutrone, no! Salvata Cutrone. Su grande assist di Bruce. Lo stadio ci crede, noi ci crediamo. Vogliamo i primi 3 punti. Tonali, Sandro. Zanioletto. Moutinho. Dai, 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 dai. Johnny. È quasi magia. Moutinho. Moutinho per Bruce. Dai Bruce. Bruce. Bruce lì non ce la fa. Dai, dai, dai. È un assedio. Lì. Diogo. Bruce. Rigo. E ancora basta. E 3 volte. Che schifo. Vai Zanioletto. Bravissimo per Doherty. Secondo tempo micidiale. Dai. Non ci credo nessuno dei nostri. Sandro. Dominio nostro nel secondo tempo. Abbiamo regalato un tempo a stia stronzi. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Abbiamo ancora un minuto. Vai Jota. Non fischiare stronzo. Non fischiare stronzo. Jota. Jota. 2-2. 2 punti in 3 partite. Ma per come si era messa va anche bene. Peccato però che regaliamo sempre un tempo. 12 tiri a 3. 12 tiri a 3. Ma puttana miseria. 12 tiri a 3. E vincono loro. Scusate. Aspettavo la vittoria. Ovvio. Che 0-0?
è un ottimo giocatore. That's it. Thanks very much. Ho fatto dei cambi per questa partita in Coppa. Proviamo a simularla, ragazzi. La caravana sinceramente non è che mi interessi molto. Vinciamo 1-0. Bene, dai. Molto, molto bene. Decido io chi gioca, vecchio. Cazzo, 4 mesi fuori Cody. Non ci credo. Ai ai ai. Perdiamo così un centrale importantissimo. Porca puttana. Sarà abbastanza dura adesso. Non ci voleva proprio sto infortunio. Almeno primo turno di coppa, dai. Ma cos'è sta roba? Perché? Cos'è successo? Non ho risposto a tutte. Chat giocatore. Ah, ok. Dai, non per i coglioni. Quanto... Dai. Non rompere i maroni. Ultimo giorno di mercato. Beh ragazzi, siamo contro l'Everton, sinceramente le interviste a poco senso a fare vedere mi sono tutte molto uguali, sinceramente. Finito questa partita vediamo le classifiche e tutto quanto, iniziata dal Goodison Park. Non si riesce a portare a casa i primi 3 punti, fiori, perché 2 cambi ho messo al posto di Neves e Zaniolo, al posto di Donker lì, anzi viceversa, va bene lo stesso. E vediamo un po' se i titolari fanno buone cose. Il nostro premio sono i primi tempi in questo momento, che stiamo sbagliando completamente. Zaniolo. Ah! No, bruttissima. Assolutamente, cioè il primo tempo partiamo di merda. Non c'è niente da fare. Bravo lui. Coutinho. Sandrone, vai Sandrone, lì. Vai Bruce. Il nostro Bruce Lee. Bravissimo Doherty, purtroppo il problema di Cody è molto grave. 4 mesi fuori. Attenzione Pungilione. Pungilione! E punisce Pungilione, invita alla calma. Pungilione, Cutrone. 1-0. Gol di Pungilione. Attenzione Jota. Diogo Jota. Attenzione Pungilione, vede Diogo. Boom! 1-2 micidiale. E suona. Boom boom. No, no. Accorcia le distanze l'Everton. Si poteva evitare sto gol. Sigurdsson accorcia le distanze. Stiamo attenti ragazzi. Diogo. Al primo tiro lo subiamo. Zanioletto. Merda. Adesso prendere un gol così da rimbambitus. Bravo Zaniolo che recupera una palla perfetta. Vai Tonali. Cutrone. 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 Cutrone! Grande Patrick. E Goodison Park in silenzio alla doppietta di Pungilione.
Grande doppietta di Pungilione. Ricordo che siamo a difficoltà Legend perché Ultimate proprio no, grazie. Schneiderlin. Gylfi Sigurdsson. Il primo tempo se ne va, e il primo tempo se ne va. It's good play this. The opposition can't get at them when they No, non prendiamo il 3-2 adesso che mi girano i maroni al 100.000%. No, plays in the centre. bravissimi. Ok. Half time now. It's Cuco Martina. Attenti raga, bravissimo ancora. Oggi veramente Are going to freshen it up a bit un with Wolverhampton some action from the bench. perfetto. It's good attacking Jota play this from per Bruce. Bruce e Bruce. E pareggio dei festeggiamenti anche Bruce. Grandissimo gol di Bruce. turning out to be an embarrassing scoreline, really. Facciamo qualche cambio per dare un po' di... Allora, standing ovation. Poi mettiamo Neves per lì. E Zaniolo che è stanchetto. Mettiamo De Donker. Underway again. Mamma mia, massacrato l'Everton. Massacrato l'Everton. For the away team. E ancora, mamma mia. 20 minutes to go. Petrone. Si sentono cantare solo i tifosi dei Wolves, dai. Everton on the attack. Bravissimo lui. Good stop. Adesso dobbiamo fare anche il primo clean sheet. Shit, come la merda. Vai. Jan Moutinho. Scusate, sono un po' gasato perché veramente stiamo giocando un gran calcio. Read the play well to intercept. Qua abbiamo sbagliato noi. Bernard. Gylfi Sigurdsson. Just read the intentions of the Bravo opposition. Tonali che poi però perde il rimpallo, ma Gylfi questo è Sigurdsson è un po' il FIFA dei rimpalli. looking for a through ball. The goalkeeper's got it, but only just. Petrone. Here's Jota. No, Jota mio. To find a teammate, but he's just found an opponent. Iwobi. A chance to whip it in here. Dai, bravissimo. Vai Zanioletto. We've got 10 minutes left on the clock. Diogo Jota. Bravo, peccato. Però non riusciamo a fare i cambi? Got off the pass. We like to see this from a referee playing the advantage. Taking on the opposition and the Digne. responsibility as well. Ok, Tight against the touchline. Pretty clear ammonito that it's gonna Moutinho. be that. The booking is going to happen here. It's a Yellow card. He's gone back to the offender. Always like to see Standing ovation nonostante giochiamo a Horizon Park, non è vero. Nessuno ha applaudito Cotrone, ma va bene. Vai, that will clear the danger. vai Den Donker, bravissimo per Gimenez. Jota, Jota. niente. Jota non riesce a passare. The pass not completed really. Good play from Ha segnato anche lì, ragazzi. Comunque un 4-1 veramente importante. No, non prendiamolo. Ok. Going into the net. It's come off the top of his head, that one. E li cantiamo Liverpool, 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 Liverpool. There will be a minimum of 2 Added minutes minutes. That's of missing. added time. Che arrivano i primi 3 punti. Successful tackle. Doherty. Tonali. Tonali, che bello come il sole di notte. E finalmente arrivano 3 punti per i Wolves, per il Wolverhampton. Benissimo, andiamo a vedere classifica e tutto quanto adesso. Ok, allora ragazzi, andiamo alla classifica, siamo decimi a 5 punti, dai, quindi non malissimo. In testa c'è il Watford a 12, non ho parole, il punteggio pieno, United, Tottenham, mamma mia, incredibile. E City, Arsenal, Liverpool sono messe benissimo. Mamma mia, disastro per il momento.
Speriamo che non sia per il discorso bug, robe. Andiamo marcatori. Ok. Assist man, Cutrone 3 assist, cazzo. Reti inviate non ci siamo, vabbè. Speriamo che comunque presto risolvano certi bug. Però intanto ci stiamo divertendo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!